Buongiorno, siamo in collegamento con Edoardo Dalla Costa, Head of Operation per il Veneto occidentale di Adecco. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Come prima domanda, allora, a livello regionale, ma soprattutto provinciale, avete registrato un trend simile all'andamento generale italiano per quanto riguarda la ricerca e il mondo del lavoro? Sì, assolutamente sì, nel senso che nel corso soprattutto dell'ultimo anno e quindi del 2020 abbiamo vissuto un contesto del mercato del lavoro che ha visto, stante ai dati di Veneto Lavoro, nella provincia di Verona un calo complessivo di circa il 30% dei contratti avviati al lavoro. E se allarghiamo naturalmente il contesto anche ad un'analisi nazionale, possiamo dire in generale che a fronte del crollo di alcuni settori l'emergenza poi ha portato a un boom di richieste per altri comparti, sia sul territorio della provincia di Verona e naturalmente su tutto il territorio italiano. In particolare i settori che maggiormente hanno trainato le richieste di personale, conseguentemente anche le assunzioni durante la fase più acuta dell'emergenza economico-sanitaria sono il settore medico-sanitario, naturalmente, il settore chimico-farmaceutico, l'industria e soprattutto la logistica legata in particolare al mondo dell'e-commerce, la grande distribuzione organizzata e poi tutto il comparto e tutto il settore delle pulizie dedicato specialmente ad interventi di sanificazione. È stato un anno molto complesso da questo punto di vista. Per semplificarlo al massimo, quello che abbiamo vissuto noi come Adecco in tutta Italia e ovviamente anche nella provincia di Verona è di fatto una suddivisione dell'anno in tre momenti. Una fase acuta, in linea un po' con quello che dicevo prima, quindi con dei numeri molto drastici da un punto di vista di nuove assunzioni in diminuzione e aumento delle cessazioni, che di fatto è iniziata con il mese di marzo ed è perdurata fino alla fine del mese di maggio. E in questi 3 mesi è stato assolutamente importante attutire il colpo sia con strumenti, diciamo, di salvaguardia occupazionale come la cassa integrazione, che abbiamo applicato anche ai lavoratori in somministrazione, ma soprattutto direi che il ruolo importante che abbiamo poi attuato in particolare su tutta Italia, ma anche sulla provincia di Verona, è la vicinanza con le nostre 7 filiali nella provincia, non solo alle aziende, ma anche ai candidati. Una seconda fase di graduale ripresa a partire dal mese di giugno, che poi fino come dire, si è andata a consolidare fino al mese di ottobre, dove dal mese di ottobre, terza fase, abbiamo registrato un'inattesa, devo dire, ma positiva ripresa delle assunzioni, addirittura con numeri che erano superiori rispetto all'anno precedente, quindi al 2019. Ecco, quindi abbiamo visto quali sono stati i settori più vivaci, diciamo, quelli dove la richiesta è stata maggiore. Alla luce quindi di queste considerazioni, il mercato del lavoro, secondo lei, si sta evolvendo verso nuove professioni? Sì, assolutamente sì. Diciamo che poi numeri a parte, quello che possiamo dire con certezza è che nel corso degli ultimi 12 mesi ci sono stati dei cambiamenti giganteschi. La pandemia ha rappresentato e rappresenta tuttora uno stress test durissimo per le aziende, sia a livello locale naturalmente, sia a livello nazionale, ma anche sul piano internazionale. Non solo con impatti sentiti solamente all'interno dei settori più colpiti dalla crisi, ma anche all'interno di quei settori invece che durante la crisi hanno aumentato il proprio business e le proprie attività. Sicuramente nuove posizioni, ma sicuramente anche pensare nel corso dei prossimi mesi ad adattarsi ad una nuova normalità per la quale vediamo e osserviamo che molte aziende lo hanno già fatto, altre lo stanno facendo e stanno iniziando a farlo, una nuova normalità dove ci sono dal nostro punto di vista 2 temi molto importanti da mettere al centro di questo cambiamento. Lo smart working in primis, che rimarrà una pratica costantemente adottata dalle aziende, quindi sarà fondamentale investire da questo punto di vista
sia in infrastrutture digitali ma anche in nuove competenze. E poi il secondo tema è il nuovo modello di leadership, quindi ci sarà bisogno di manager che siano in grado di guidare le organizzazioni e i propri collaboratori anche da remoto. Per quanto riguarda le professioni più ricercate, quello che noi oggi stiamo osservando nel breve periodo, perché siamo, come dicevo prima, ancora all'interno di questa situazione abbastanza complessa, è sicuramente legata al mondo, o più che mondo, all'attenzione all'aspetto igienico-sanitario e all'impennata degli acquisti online, al boom delle attività digitali, stanno portando le aziende naturalmente a richiedere tutta una serie di professionalità, tra cui addetti alla prevenzione, addetti all'igienizzazione, il mondo medicale con un comparto molto vivace da questo punto di vista, con richieste specifiche di infermieri e di operatori sociosanitari, ma anche la logistica, con nuovi ruoli e nuove mansioni, soprattutto legati all'e-commerce e quindi con specifiche professionalità legate al picking e poi a tutto quello che concerne, diciamo, la parte di gestione del magazzino. L'ultimo punto decisamente importante, una forte evoluzione, una forte spinta, direi, su tutta la parte informatica, con richieste nuove, di nuove professioni in ambito naturalmente tecnico, di specialisti del settore web, ma non solo, e poi in ambito digital marketing. Bene, la ringraziamo per il suo intervento e i dati che ci ha fornito. Speriamo insomma che nel 2021 ci sia una ripresa effettiva del mondo del lavoro. Nel frattempo noi la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro e una buona giornata. Grazie mille. Grazie a lei, buon lavoro.